Da Treviso a Castelfranco, da Montebelluna a Vittorio Veneto, direttori medici e primari di pronto soccorso pronti a far fronte ad eventuali disagi provocati dallo sciopero dei dottori di famiglia e delle guardie mediche in programma domani e giovedì. Ambulatori chiusi, garantite solo visite domiciliari urgenti e quelle ai pazienti in assistenza domiciliare integrata. Gli altri dovranno rivolgersi al pronto soccorso. Per questo l'ULSS 2 ha allertato i medici responsabili. Per cercare di rafforzare i turni sia di personale dirigente medico sia di personale infermieristico, soprattutto nelle fasce d'orario dove la medicina di base è presente, quindi dalle 8 di mattina alle 20 di sera. Anche coloro che avranno bisogno del certificato medico in caso di malattia dovranno rivolgersi all'ospedale. Il pronto soccorso ha anche questa possibilità di poter fare delle certificazioni per persone che appunto hanno problemi di salute. Medici del pronto soccorso chiamati agli straordinari che non si traducono solo in termini economici. Che dobbiamo chiedere ai nostri operatori di fare un turno in più, che magari potevano fare un giorno di riposo in più, ma dal punto di vista operativo cercheremo di farlo senza grossi problemi. Nonostante questo impegno straordinario, però, non si possono escludere intasamenti nei pronto soccorsi. È chiaro che purtroppo ci sarà un po' da attendere, e mi scuso con l'utenza, faremo in modo che questa attesa sia la minore possibile.